Riconfermato con successo Massimo Raso, che guida la segreteria provinciale della CGIL dal 2012 ad Agrigento. Al Dioscuri By Palace si è concluso il 18° congresso provinciale della CGIL agrigentina. L'assemblea ha seguito in calendario i singoli congressi di categoria del sindacato che si sono svolti nelle settimane precedenti, rinnovata la segreteria provinciale con alcune conferme ed altri nuovi ingressi. Presenti alle fasi del congresso agrigentino Mimma Argurio della segreteria regionale della CGIL. Il documento Il lavoro è, prima firmataria Susanna Camusso, ha ottenuto il 100% delle adesioni nelle 187 assemblee di base. Io credo che col 18° congresso della CGIL di oggi abbiamo definito in maniera puntuale quale deve essere la piattaforma su cui impegniamo questa nostra grande e storica organizzazione. Una piattaforma incentrata ovviamente sul lavoro che manca, e su come difendere il lavoro che è cambiato, perché noi non solo abbiamo il problema del lavoro che manca, ma abbiamo un problema del lavoro che c'è e che spesso viene esercitato in forme molto particolari, abbondano lavoro nero, lavoro grigio, lavoro sottopagato, sfruttamento, insomma siamo davvero in una condizione davvero complicata. L'altra cosa che è emersa con grande nettezza è appunto che questa piattaforma noi non vogliamo portarla avanti, dentro la quale ci sono tante cose, ci sono le infrastrutture che mancano, c'è la questione delle terme, c'è la questione del CUPA, ci sono le questioni aperte di questa nostra provincia, c'è la questione di come dare uno sviluppo serio alle aree industriali che sono rimaste lì immobilizzate. Questa piattaforma non vogliamo portarla avanti da solo, abbiamo detto a CISL, WIL e alle altre organizzazioni facciamolo insieme, costruiamo insieme un terreno di alleanza per rendere più forte queste nostre esigenze, ma facciamolo per portare a casa qualche risultato, di questo abbiamo estremamente bisogno. C'è un tema che interessa tutta l'Italia, stamattina la televisione ha detto che c'è uno studio della Caritas che conferma i dati sulla povertà assoluta di oltre 5 milioni di cittadini. Nella provincia di Agrigento questa situazione è sicuramente interessante perché ci sono molti disoccupati e molte famiglie indigenti. Ad Agrigento c'è stato il sindaco che ha partecipato al nostro congresso e ci sarebbe da fare uno studio, ma soprattutto di mettere in campo aiuti per le famiglie, soprattutto nel campo della tassazione, ma anche del sistema integrato dei rifiuti e dell'acqua. Il valore di questo congresso sta nel fatto che mettiamo al centro di tutte le problematiche quella del lavoro, perché senza il lavoro, e la provincia di Agrigento ne sa qualcosa perché è la capitale della disoccupazione, non c'è la possibilità di determinare quel diritto ad una cittadinanza dignitosa che deriva proprio da una condizione contrattualizzata di un lavoro.